3 sentenze del TAR avevano stabilito la legittimità dell'azione del sindaco Davide Gianella, ma tutto questo non era bastato alla controparte che si era rivolta alla giustizia penale. Un anno di incertezze e adesso il sospiro di sollievo del primo cittadino di Piove di Sacco riportano alla ribalta la necessità di una revisione del reato di abuso d'ufficio. Mi metto nei panni di questo sindaco e quindi un sospiro di sollievo, perché dopo mesi e mesi e mesi e in alcuni casi anche anni di pensieri, preoccupazioni, essendo iscritti al registro degli indagati, arriva l'archiviazione, quindi un sospiro di sollievo per questo sindaco, però direi l'ennesimo caso. I numeri parlano chiaro. Il 95% dei casi di presunto abuso d'ufficio da parte dei sindaci finisce con l'archiviazione. Se il sindaco di Piove di Sacco ha potuto godere di tempi celeri, circa un anno, altri sono meno fortunati. Allo stesso tempo il sindaco viene infangato da un punto di vista della comunicazione e soprattutto viene insinuato il dubbio nei cittadini che c'è del malaffare. Ecco, io spero insomma che questa sensibilizzazione che abbiamo portato al ministro Nordio serva appunto per evitare situazioni come quelle di questo ultimo caso che è stato citato, così come di tutti quegli altri sindaci d'Italia che si trovano inchiodati al registro degli indagati senza avere delle responsabilità dirette.